Netto successo in gara 1 di quarti di finale playoff per Saugella Monza, che schianta 3-0 la Reale Mutua Feneracchieri. Prive della guida in panchina di Marco Gaspari, le Brianzole dominano il match grazie al solito granitico muro, guidato dall'MVP e miglior realizzatrice, con 15 punti e 6 muri, Anna Danesi. È un attacco fluido. Per le collinari pesa l'assenza della palleggiatrice Bosio, nonostante Meyer riesca a rimediare a un'incerta partenza, ma tutto l'attacco funziona a basse percentuali, troppo basse per espugnare l'arena di Monza. Nella prima frazione, dopo grande equilibrio nel punteggio e a muro, Meiners propizia l'allungo decisivo, dal 19 pari al 23-19, per il 25-22 conclusivo. Entra Lack per una spenta Grobelna e l'Estone tira fuori alcune giocate di energia, ma la combinazione al centro Orro-Danesi fa la differenza e alla distanza Monza allunga grazie agli attacchi di Vaneke per il 25-20 che vale il 2-0. Chiere alle corde, continua a difendere tanto, ma in attacco continua a faticare. La squadra di Bregoli rimane con le unghie e il carattere attaccata al match, ma dal 15 pari un break delle locali con doppio attacco di Meiners, ace di Herman e muro di Danesi scavano il solco fino al 19-15, preludio del 25-18 che rimanda ogni discorso a gara 2. Sì, secondo me il 3-0, cioè non bisogna guardare tanto il risultato finale perché loro ci hanno messo comunque in difficoltà sempre fino alla fine, a parte forse l'ultimo set dove hanno un po' mollato. Quindi mi aspetto un'altra bella battaglia in casa loro e stasera siamo state molto molto brave comunque noi perché le abbiamo aggredite tanto soprattutto nei finali di set.